Confermiamo la nostra amicizia con gli americani, con gli Stati Uniti, però è altrettanto vero che il tema della quarantena, me lo sono chiesto, io l'avrei fatta fare a casa loro, non capisco per quale motivo si debba annunciare una quarantena di militari che arrivano dalla Liberia qui in Veneto. Il governatore Zaia è chiaro, anche se si dice tranquillo sulla salute dei militari americani in arrivo dalla Liberia alla Deldin, di rischi preferirebbe non correrne nessuno. Entro la fine della settimana altri 70 soldati USA provenienti dal paese falcidiato dall'Ebola faranno ritorno in Veneto. Le preoccupazioni dunque sono comprensibili nonostante le rassicurazioni che provengono da oltreoceano. Alternative alla quarantena nella caserma vicentina al momento però sembrano non essercene, ma in occasione della presentazione del rapporto 2014 sull'immigrazione, da Palazzo Balbi arriva un'altra stoccata e riguarda la richiesta di un cordone sanitario per quei paesi dove è in atto l'infezione che sta preoccupando mezzo mondo. E da quei paesi, quantomeno dai paesi nei quali c'è la presenza del virus, fare un minimo di cordone sanitario come si fa di solito, evitando che ci siano cittadini che arrivino qui. Anche perché emerge dallo studio di Veneto Lavoro, il Veneto è in Italia la quarta regione per presenza di cittadini stranieri dopo Lombardia, Lazio ed Emilia-Romagna. La quota 500.000 è ampiamente superata, 42.000 sono quelli senza un'occupazione. Dati che letti sotto una certa prospettiva dicono che il nord-est non è più la terra promessa di qualche anno fa. Verona e Treviso guidano la classifica delle città con la maggior presenza di stranieri, superando quota 100.000. Resta grosso modo stabile il rapporto delle percentuali delle nazionalità. I più numerosi sono i rumeni, seguiti da marocchini, albanesi, moldavi e cinesi.